fa il suo parrocchiano questa volta, ma non so perché, ma non so, e me lo faccio per perché ti presentavo una volta. Allora, incominciamo dal baroncino, come si può vedere. I bottiglie di San Galeno. Scusate, sbagliate, comunque il baroncino Andrea, sì. Baroncino Andrea. Salve, buonasera. Buonasera. Modestino, Io ma lascia portare queste bottiglie. Portate la parte con Ecco, vabbè, arrivederci, arrivederci. Andiamo avanti pure noi. Allora, permesso. Ci stanno questi personaggi tipo un vescovo. Eccolo qua, prego, si presenta. Salve, sono Michele Autore, interpreto il vescovo indegnamente naturalmente, ma cerco di interpretarlo al meglio. Sempre ed esclusivamente per il bene della compagnia, nella quale mi trovo molto bene. Prego, mi dica, signor Maria. No, questo è tutto. Questo è tutto. Cosa devo dire di più? No, vai, mi dica. Come la vedete questa situazione? Questa situazione la vediamo, te lo dico stasera quando finiamo. Hai buttato le buone disegni, Pace bene a questa compagnia, che è tutta nostra. Che è tutta nostra, ma non sa andare, eccolo qua, l'avvocato, ti presenti, prego, di che lei sapete? Alfredo Vitiello, faccio la parte dell'avvocato Roberto. E che devo dire? Mi trovo a fare anche l'avvocato. Una volta guappa, una volta sciupapim, una volta l'avvocato, mi resta solo Mario. La prossima volta se faccio Mario, a meno che possa fare uno scemo, che facciamo? Lei andare a quelle bottiglie a forza un scemo, può farlo da... Allora ma me lei faccio guappa, ci devo vedere io? Ci devo vedere? Ma così? E poi la mia, Ora, il sindaco Vittorio Scardaccione, voto Scardaccione, io ho una novità. Novità. Quella là che chi mi vota, gli manderò pure le persone a fare i servizi a casa, a fargli la spesa. Gli metterò pure i soldi, pure le spese manderò a fare io. Voto Scardaccione, Vittorio. Vittorio Scardaccione. Vittorio Scardaccione. È normale, è Vittorio Scardaccione. No, mi ricordo, non è Vittorio. Non mi ci fai così. Vabbè, dico figura in me, la tua amici. Non t'ha passato. Prego, si presenta. Io sono D'Andrea Salvatore, Renato, l'assessore, o ginecollo. Ah, come mi pensa capire, a capo mi pensa. Che sei tu? Ancora qualche altra cosa? No, è meglio così, lasciate stare così, amici, non andare. Questa invece è la camera del regista, quindi prima che dici. Prego. Eccolo. Si presenti. Giovanni Grillo. Interpreto la parte del parroco. Un parroco molto ma molto particolare. Aiuta a farne in coppa notizie mondane. Il parroco di Pietrascura, ne combina tutto con lui. Sì, ogni tanto faccio qualche miracolo. Ci vuole ogni tanto un miracolo. È una parola questa compagnia un po' più all'era però, perché fino a mo'... un po' più all'era. Che cosa? No, fino a mo'... Ah, perché che te ne dice una coppa la compagnia? O sul gruppo. Il gruppo o la compagnia? Che compone la compagnia. No, è la polissarte. È un gruppo di scalmanati, un gruppo proprio di combina di tutti i colori, tutti i giorni. I pazzi. Infatti vi invito ad andare su Facebook. E là veramente ve ne renderete poi conto voi stessi. Su Facebook o su YouTube, oppure in dei manicomi, perché tanto là ci trovate. Bravo. A presto, andiamo. E poi, andando avanti, un puntatino. Vai scala. Arusta! La giaci. A bugie! Dacci un ambito. Ma come mai fai scala questa cosa? Perché va a trovare sempre una rami, va a trovare che... Cosa fa che cosa? Che rientro nuovo, io vado a trovarle! Vai scala, vai. Adesso è stato d'accordo che viene il reparto femminile. Prima era una chiesa femminile, uomini, insomma, capito? Ora femminile, quindi attenzione. Angela Salemi, dicete qualcosa, Angela, dici? Sono la povera vedova inconsolabile, detta chiagnazzata. E che sei tutti? Ma certo. No, un saluto, non lo so, a tutti i bambini africani, non lo so, un qualsiasi saluto. Lo dici a piacere. Un saluto a tutta la sanità perché è l'abito, quindi ve lo faccio io per me. No, abito un coppo presepe, ma non faccia pastorella. Ok, dopo Capimonti, ci entra Capimonti a Santa. Andiamo a questo. Fabiana Viscardi. Dicite qualcosa, Fabiana, come la da volta che hai salto sulla mano? Dicite qualcosa. Non è una fotografia, non video. Sono Fabiana Viscardi e in questa commedia interpreto la maestrina Ninetta. Ma che si già letta in coppa? Dici qualche altra cosa? Non lo so, una cosa a piacere, butta fuori. Se facciamo presto, devo truccare. Si deve truccare, allora passiamo appresso alla truccatrice. Ecco. La trucco da casa. Nell'intervallo trucco.
In scena sono A Carmela. A Lucco e sono Carmela. A Lucco e a Lucco, su Carmela. Ma sembra una canzone su Carmela. Carmelo in abbandono. Andate a... Ruotare poco in mano la coppa a sta signora, per cortesia. Eccola qua. Cosa ne ricarico? Faccio la muta nel primo atto, poi mi esce una voce squillantissima. Tieni pure un microfono, no? Vieni qua canzone, lo sai, vieni. State pure ubicati, sei tutta. No, se lo vedi con non può dire che si viene a Ma mica- la barzelletta. ma non la posso dire, troppo sporco. Meglio così, meglio così. Poi c'è sta Roberta. Roberta, acciditene poco, un fratello. Ma pare pigliare lo specchio. No, è meglio che faccia, è meglio che si scassa prima la telecamera. Ma tu puoi la carne te l'hai buttata, sta ancora. Ma che nemici ci sei? Tu sei Mariano. Dici qualcosa a questa compagnia. Non lo so, come ti sei trovata? Questa prima Mi sono tua... trovata benissimo, mi sono divertita tantissimo e spero che stasera vada bene come venerdì. Meglio. Ecco Lei è la nostra prima donna, Maria Pinto. una bella donna. Un microfono pure se Bisogna avere molta pazienza. Tutta pace. Molta pazienza, io ne ho tanta da vendere. Però ogni tanto mi porto chi sta presso, mi porto buoni auguri. Chi sta e chi le ha già accirano totalmente, come sempre te lo meriti. E poi cerchi di mettere sempre buona parola, cerchi di aiutare a tutti quanti, nel bene e nel male. Vi saluto a tutti quanti, grazie di tutto. Lei è la figlia Stefania Contavo, la Questa è figlia mia figlia, la sempre vita. Dicite qualcosa. Nella vita sono la figlia, però qua non sono sua figlia. Non è mia figlia, non è mia figlia, dico sempre. Nella commedia si schifano malamente. Perché voi non avete idea che si fileriscono, non avete idea. Non c'è lei si ritirata cantato io, Marro. Ma non mi perdonate, almeno tutti i santi che stanno male vi perdonate, la vi prego. Andiamo appresso. Mamma vai. Buonasera. Vai. Chi siete? Io sono Elvira, la moglie dello ghianghiero cornuto. E basta. È la mamma di una bambina. La mamma nella vita chi si chiede? La mamma di una bambina. La moglie del regista. Dico il numero che hanno donato, che la sera. Poi Guardate che si caga si parte Il contalato. Venite, fatevi presentare. Mamma mia, abbiamo... Se ne è caldato signori, io sono Mariano Grillo. Il nome dice tutto, cioè una mezza gazzetta, insomma. Mi raccomando, questa volta noi portiamo a uscire un passo parrocchiano. La prossima volta, cioè a gennaio, 19 e 20 gennaio, portiamo a che sembrano questi quartieri, che è un tema che ci appartiene a noi tutti. Quindi mi raccomando, perché qua non esce solo pazzo parrocchiano, ma si esce pazzo prima noi e poi parrocchiano. Quindi Camaroni ci accompagna e speriamo che facciamo una bella figura, se no tutti c'è Pumarola, Patana, vedete voi. Un bacione a tutti quanti, un bacione a tutti quanti. Questa è Neapoli parte! Ok, rifacciamo di dire. Questa compagnia, Ari, questa è sempre si cose difficili. Vai, dici la compagnia, questa è. Ma no, pigliata Ville. Questa è. Sono 26 anni, vediamo. È 1,26. Questa è la compagnia Neapoli parte! Ma che bello! la compagnia Neapoli parte!